Va ora in onda Dentro la notizia, a cura di Manuela Gaio. Due voci possenti ha il mondo, la voce del mare e la voce della montagna. Non a caso questa citazione oggi, infatti parliamo di voci di montagna. 3 appuntamenti a San Gregorio nelle Alpi, Sala Tina Merlin. Per parlarci di questa rassegna abbiamo in studio Daniela Dalmas. Buonasera. Ciao Daniela. Allora, tu sei del gruppo Voci di Passaggio. Cosa posso dirti? Io mi ero preparato una frase mia, che tutto ha una voce, le montagne hanno una voce, tu quando vai in alto, in cima, hai un eco che ritorna, oppure può propagarsi. Questo è quello che fa Voci di Passaggio, cerca di portare i messaggi in varie destinazioni. Brava, è proprio una bella frase. Sì, Voci di Passaggio è un gruppo tutto al femminile, tra l'altro del quale fai parte anche tu, diciamolo. E cercavo di tenerlo nascosto. No, è un onore, immagino, invece. Sì, ma certo, no, è bello perché questo ci aiuta anche a capire anche noi stesse, perché abbiamo bisogno sempre di confrontarci, no? Perché abbiamo i mass media, le televisioni, tutti ci danno un'indicazione, poi sta a noi comunque cercare quella che fa per noi e che possiamo anche stravolgere, perché i tuoi punti di vista possono essere diversi da quello di un altro, magari il pensiero che avevi in quel momento è completamente diverso se lo senti da un'altra campana. Ed è quello che noi facciamo, infatti. Innanzitutto condividiamo il piacere per la lettura e poi condividiamo anche pensieri e ci confrontiamo, come dici tu, a volte anche aspramente, come è normale che sia. Ci occupiamo e proponiamo degli spettacoli che hanno un valore anche di impegno civico. Cioè spesso scegliamo delle tematiche, delle problematiche attuali come l'emigrazione, la violenza sulle donne. A volte invece scegliamo dei temi più, diciamo, leggeri, fra parentesi, che fanno sorridere chi ci ascolta e che sono dedicati, per esempio, come questa volta, alla montagna. Certo, anche perché stiamo parlando di ambiente, in questo periodo sentiamo veramente delle tragedie, no? Che il riscaldamento globale sta portando, perché è vero che questi fatti ci sono sempre stati, ma adesso si stanno veramente amplificando e sono sempre più ridotti, no? Il tempo è sempre più ridotto, si verificano sempre più spesso catastrofi ambientali di tutti i tipi. Hai ragione, infatti il nostro spettacolo si intitola Salviamo l'ambiente, salviamo da salvi e amo scritto proprio con la lettera maiuscola, perché noi amiamo il nostro pianeta, la nostra terra, ma abbiamo la responsabilità di averne cura. E soprattutto di dare una terra anche per i nostri ragazzi, per i bambini, per il futuro. Certo. Perché pensiamo oggi è così, mi va anche bene, però domani si arrangeranno. No, non si ragiona così, si ragiona pensando proprio al domani di questi pargoli e delle nuove generazioni. E quindi i messaggi sono sempre molto forti. Allora, ritorniamo a queste 3 serate. La prima è il 7 ottobre. Sì, è il nostro non primo... manca tanto, eh? No, non manca molto. È il nostro primo appuntamento. Innanzitutto vorrei dire che l'amministrazione comunale di San Gregorio ha proposto questa rassegna, ma è stata promossa proprio da Voci di Passaggio. Quindi c'è anche il patrocinio del comune. C'è il patrocinio del comune. Una bella iniziativa, comunque 3 serate così da passare in compagnia, e anche perché porti a casa sempre tante cose, no? E che ti aiutano a riflettere. Quando sei a casa dici però, e questo è il nostro intento. La prima serata è Fermare le emozioni. Il protagonista di questa serata è Loris De Barba. Pelmo d'Oro. Esatto. È un alpinista, sci alpinista, e come dicevi tu, quest'anno è stato premiato con il Pelmo d'Oro 2022 insieme all'amico Francesco Vascellari per l'alpinismo in attività. Ma lui è anche un grande appassionato di fotografia e fa delle foto splendide e di paesaggi soprattutto. Fotografa la montagna in bianco e nero
e non è da tutti. Mai immagineresti che la montagna si possa fotografare in bianco e nero, ma il bianco e nero veramente riesce a trasmettere emozioni con le sfumature, le ombre. Quindi questo spettacolo è proprio la proiezione di foto, di immagini di Loris de Barba, è lui il protagonista. Le foto di Loris sono le protagoniste assolute. All'interno dello spettacolo però ci sono anche dei piccoli interventi di voci di passaggio che leggeranno delle piccole poesie, degli haiku, e questo arricchisce, diciamo, la certo, serata. Sicuramente, anche perché Loris de Barba poi ha un occhio veramente professionale, no? Perché tu vedi le sue foto e resti impressionato, Incantato. dice, anche perché tanti posti sono qua vicino a noi, non serve andare lontano. Penso a Limana, quando passeggia col cane, che ha ripreso delle cose che tu diresti ma dove è andato, e invece è qui. Possiamo andare anche noi, però magari noi certe cose non le vediamo, bisogna avere un occhio proprio particolare. Riesce proprio a cogliere dei particolari che un occhio poco esperto non vede. E poi l'ha diviso per stagioni comunque. Sì, tutto lo spettacolo, c'è proprio no? l'incanto delle stagioni, il passare delle stagioni in questa parte di e proiezione. Poi il grande finale con una canzone di Bruce Springsteen, meraviglioso, tutto in bianco e nero, con i suoi amici che fanno delle cose che io nemmeno mi ci provo, incredibili, perché sono cose veramente che dici, ma davvero l'avete fatto? Io sarei anche un po' preoccupata comunque se avessi un marito, un compagno che fa queste cose, però lui bravissimo, è un professionista. È un professionista comunque. Anche perché Loris ama andare in solitaria in montagna e sceglie proprio i luoghi più selvaggi delle nostre prealpi bellunesi. Quindi allora 7 ottobre 20 e 30 San Gregorio nelle Alpi, Salatina Merlin. Esatto. Non mancate, perché è un video veramente spettacolare, bellissimo, dà delle emozioni fortissime. Magari se c'è qualche nostro emigrante all'estero che vuole contattarci, noi siamo disponibili, ci prendiamo la valigetta, Daniela, partiamo e certo. Chissà, magari se volete vedere delle cose veramente speciali, belle, noi siamo a disposizione, sempre pronte. 7 ottobre, fermare le emozioni. E 4 novembre, salviamo la nostra terra. Ecco, e qui è il nostro siamo, spettacolo, esatto, no? Siamo proprio noi le protagoniste. Quindi raccontaci un po'. Come dicevo prima, salviamo la nostra terra ha una doppia valenza. Faremo delle letture che riguardano l'ambiente, la salvaguardia dell'ambiente, la bellezza dei paesaggi, dei nostri paesaggi. Ci saranno delle letture che faranno riflettere, come dicevi tu, sui cambiamenti climatici, sul pianeta Terra in sofferenza, ma anche altre che invece faranno sorridere, che sono, diciamo, più leggere. Un po' più frivole, no? Esatto. Perché qualche volta bisogna anche un po' rompere, altrimenti diventa pesantissimo. Però siamo accompagnate da un musicista bravissimo. Da un giovane bellunese talentuoso, Alessandro Casol, che suona la chitarra acustica. E suona, è un po' riduttivo, perché in realtà lui usa le corde della chitarra, ma usa anche la cassa armonica della chitarra come fosse una percussione. Quindi è un mix di suoni che sono veramente inaspettati e sorprendenti. Di questo sono curiosa anch'io, perché non l'ho sentito. Tu l'hai sentito già? L'ho sentito, e quindi sei reading, rimasta impressionata. Sì, hai detto no, incantata. Questo lo voglio nella mia serata di lettura sull'ambiente. Adesso dico ambiente, però poteva essere anche un altro argomento. Quando uno è bravo, insomma. Ma so che Alessandro ama molto questo tema, e anzi lui dice che l'artista deve far parte anche di una comunità e deve impegnarsi anche nel sociale. Pertanto siamo veramente in sintonia.
Tanti comunque cantautori, cantanti anche del passato sono stati legati alla terra. Penso a Bob Marley, ha fatto dei testi meravigliosi, John Denver stesso. Veramente ci sono tanti artisti che avevano già un occhio di riguardo per l'ambiente in tempi non sospetti. Certo, hanno a cuore, sì. E quindi vediamo che questo penso che per un artista sia molto difficile, ma nello stesso tempo facile prendere questi argomenti e farli capire, anche perché con la musica forse si riesce a arrivare di più. Penso proprio di sì. Dopo noi ci mettiamo del nostro, logicamente. Naturalmente sì. Che tipo di musica fa questo ragazzo? È un tipo di musica che non ti saprei definire, perché è molto complessa e anzi ha un nome che naturalmente non ricordo e che chi verrà quella sera scoprirà. Quindi lasciamo suspense. Sì, no? Poi l'ultimo appuntamento è il 2 dicembre, quindi ci stiamo avvicinando al Natale, siamo tutti più buoni. Che succede il 2 dicembre? Protagonisti di questa serata sono due, una coppia, Max e Mirna Fornasier e Max Bortot. Anche loro ci parleranno di montagna, dal grande nord alle Dolomiti. Sono degli appassionati di montagna. Alla montagna sono arrivati piuttosto tardi. Mirna Fornasier ha anche compiuto un lungo viaggio in Norvegia, in solitaria, e ha scritto anche un libro su questa esperienza. E poi non l'hanno più lasciata, perché anche per loro la montagna ha un doppio valore, una doppia valenza. Non è solo bellezza dei paesaggi, ma anche ma li fa star bene. Ma io credo che sia un guardare dentro noi stessi, no? Esatto. Ci ritroviamo a riflettere, a pensare tutte le cose. È un posto di riflessione, se possiamo chiamarlo. Infatti gli eremiti andavano in montagna, no? E qui ci sarà un motivo, perché ci aiuta forse l'ambiente, vuoi tutto il creato che trovi, a riflettere sulla tua vita fino a quel momento. Anche loro avranno diapositive? Esatto, proietteranno anche loro delle immagini e racconteranno le loro esperienze di montagna e alcuni aneddoti. In questo caso noi non ci siamo, però. In questo caso non ci siamo. Però saremo spettatrici. Senz'altro. Allora, vi ricordo ancora le date: 7 ottobre, 4 novembre, 2 dicembre. San Gregorio nelle Alpi. Siamo contente perché questi comuni che si mettono anche in gioco, no? E cercano di rendere piacevole anche la vita dei cittadini, perché sono comuni piccoli e cercano di dare quell'input, quella spinta che magari comuni più grandi non ci pensano. E quindi io apprezzo sempre le piccole realtà rurali, perché hanno un occhio di riguardo su questo. Senz'altro. Infatti, noi dobbiamo solo ringraziare che esistono, perché portano proprio una boccata d'aria. Infatti è una nuova amministrazione molto giovane. Lo so, ho intervistato il sindaco, carinissimo. Ecco, quindi conosci. Certo, sì. Sindaco. Sì, ma è un dato di fatto comunque che i piccoli comuni sono veramente molto attenti alle cose, e questo gli fa onore, anche perché sappiamo che i costi, le cose che ci sono oggi non è facile. Io faccio sempre i complimenti a tutti i sindaci, perché dico è facile criticare, dire questo non vale. Vediamo, anche noi dicono le buche sulle strade, però che possiamo fare se non abbiamo i soldi? Tutto qua, tutto gira intorno a tutto questo. Comunque sia, dobbiamo pensare che domenica andiamo anche a votare, no? Visto che questa trasmissione va in onda il venerdì, tra pochi giorni votiamo, e speriamo che tutti votino secondo la loro coscienza, certo. Va bene, allora Daniela, io intanto ti ringrazio per essere stato con noi, è sempre un piacere averti qui, perché ti ho già avuto altre volte. Una volta solo? Bene, sì, allora ti richiamerò ancora. Ringrazio anch'io per l'opportunità di far conoscere anche il nostro gruppo Voci di Passaggio. Chissà che venga colto, no? Tutti questi messaggi che io cerco di inviare sempre nell'etere, chissà che qualcuno li colga. Grazie mille, buona giornata. Altrettanto a te. Avete ascoltato Dentro la Notizia, a cura di Manuela Gaio.